Quest'anno la nostra santa felicidade fa 140 anni e come siamo gli ultimi di questa colonia che ancora parlano il dialetto veneto, abbiamo voglia di fare questo piccolo ricordo per i nostri bambini che chissà domani voleranno sapere come parlavano e come era la vita dei nostri nonni. Scommissiamo la nostra storia nella vecchia Italia, da Rente al Monte Grappa nel Veneto, in una piccola città. Tanto lavoro e stesso in questa povertà. Se manco ganhassem um pouco de terra para levar bestie, cavai, para levar gaine, para piantare pi, potresti non fare un po' di soldi. Cosa avuto che se tanta gente e poca terra. Per far soldi bisogneria tanta terra. E me, mamma, cosa vou fare? Se mio marito, dove dovrò stare? Non so, caro Dio, te vedi che qua siamo tutti mucciai. Mi tocca cantare in un altro posto, neanche che sia distante da qua. Ionin, dove è la colazione? Dar ormai 9 che mo fa. Aspetta nas cianta che va torla, a gomesso latte a Umbria. To, ciapia qua. Cosa che sei qua? Solo ponta e patate dolci. Non desidero il formaggio e la bibita. Ah, Che tu mangia tutto? è che stamattina che ha fame, go tacca a rosegare e come ho visto se che ha finito il formaggio, ma che ne lì ancora punta e Ponta che patate. sei, e patate dolci. E adesso noi mangiamo cosa qua? Scartozzi. Magna grossi, gli voglio un poco di creanza seto, via da qua che sono arrabbiato e gli voglio darti una spinfra del mondo. Piano piano Teresina, che da qua nas cianta andiamo a casa e là mangiamo puito. Chirina lì pincao. Buonasera, comandi, come va? Magra cara da Dio. Ieri qua devo discorrere che non abbiamo maniera da fare soldi, altro che per vivere.
Se qualcuno si mala mi tocca morire perché non abbiamo soldi neanche per chiamare il dottore. E allora come ha avuto questa signora e il compare, chiamelo, che dobbiamo dire che una cosa che dobbiamo sapere, che vengo portare una carta del Brasile. Bastian, vieni qua! Amico Colón, il governo brasiliano li convita a venire al Brasile, paese di opportunità e con vaste porzioni di terra da essere occupate. Possiamo offrire ottime condizioni per lei quando arrivi qui, soprattutto circa terra e denaro per il comincio della colonizzazione. Questa è un'opportunità d'oro per lei, che busca guadagnare ricchezza e prestigio, oltre a conquistare la sua libertà e iniziare nuova vita. Vi aspettiamo qui per fare fortuna e avere successo insieme. Allora, questo qua vuol dire che in Brasile c'è tanta terra, fa niente lavorare, e in Brasile si deve aspettare italiani. Ma meno so il gaito che là è buono in Brasile, bisogneria avere coraggio e andare, pregare il Signore. La sarà la nostra salvazione. Meglio andare via, andare in Brasile, qua meno che vedo strada. Io non voglio andare in Brasile, vuoi il moroso qua. Con il moroso bisogna avere se ha qualche cosa, che qualche capitale per maritarsi, e può stare, se non ha niente, ti insieme con altri in Brasile. E se te vuoi ti porti insieme? O se no, se vuoi venire insieme, che venga. E adotta, se potrei farla. Sì, la si deve ricamare ogni dì. Vero? Ma io non so perché gaito che in Brasile è distante. Come se si fa per andare in Brasile? Ah, mi non so, il gaito che è ben distante, che per andare di carretta non dà, bisogna andare di bastimento. Ma amico ho paura di andare di bastimento, perché non ho gaito una volta che il bastimento si va a sfondare e tanti si va a negare. Mi ho paura del cammino, mi non so neanche cosa dire, ma è meglio partire. Pregare il Signore che il guarda in dono. Buondì Piero, senti qua Neno, che le vignesto della città, ele va a portare una carta del Brasile. Buondì! E cosa che sta da fare mi qua? Se non l'avremo non mangiamo via. Se neanche le bestie. Questa è qua è una vita, una fatica, e allora amico, visto in città una carta del che si deve chiamare chi va in Brasile, che là che c'è tanta che a terra per tutti lavorare e fare le case, e levare bestie, e il diritto che là la vita deve essere buona. E il governo ti aiuta, e ti dà fino a soldi per lavorare. Ah, non so via, bisogna che parla con la femmina. Giusto adesso che ho messo le giochi a suare. E guarda i maschi anche, Travi e iuvi. No, tocca vendere tutto, non occorre che sia adesso. Sì, ma quei putelli, Portiamo insieme, né? Portiamo insieme. No. E se vende a terra, se vende a roba e andiamo via. Sì, cosa capito andare a Brasile? Io non mi vado al Brasile, mi resto qua in Italia. Io non mi fido mio, ho paura. Teresina, ciapa una gaina, che apparecchiamo a tutti che in qua cenare. Pirina, ciapa il cagliero, metti sull'acqua. Per iniettare questa gallina. Sì, mamma. E domani in qua tutti, e allora andiamo a discorrere se andiamo o se non andiamo al Brasile.